Una macro-regione del nord che sia opportunità di crescita e motore di sviluppo a servizio dell'intero paese. Con questo spirito Roberto Formigoni, leader della Lombardia, questa mattina è arrivato a Trieste per incontrare il suo collega Renzo Tondo. Chiediamo più autonomia per ciascuna delle nostre regioni e all'interno di questa macro regione, ma questo serve a fare di nuovo decollare l'Italia. Formigoni si dice contrario alla secessione, ma pronto a mettere nero su bianco una serie di iniziative che, come è successo con le coste della Cina e con le agevolazioni per Shanghai, permettano il rilancio del territorio. Un'iniziativa che potrebbe sembrare ad orologeria per arginare i voti leghisti in caso di elezioni anticipate. Formigoni però stoppa le dietrologie. Certamente ne ho parlato con gli amici della Lega, che hanno condiviso l'idea di lavorare insieme verso questa prospettiva. Con Cote Zaia, i presidenti di Piemonte e Veneto, mi incontrerò nelle prossime settimane. Credo che questo possa essere un progetto condiviso da diverse forze politiche. All'incontro di questa mattina i leghisti erano comunque i grandi assenti, così Zaia rilancia dicendosi pronto a dare il proprio contributo se ci sarà un fronte comune. Se il tema è mettere assieme al nord contro Roma, noi ci stiamo. Però ho già visto questa mattina che c'è qualche dichiarazione che dice sì, ma fatta salva l'unità nazionale, fatto salvo questo. Noi vogliamo che il sud paghi e inizi a pagare. La secessione, aggiunge Zaia, in Veneto è già partita. Quando se ne va un'impresa, una partita IVA, se ne va occupazione, abbiamo 150.000 disoccupati e quindi in maniera silenziosa cade una secessione che è quella di non aver più nulla nel territorio.